Buonasera amici di Sportissimi, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la quinta giornata di Coppa Trinacria Gironi A di Palermo che vede affrontarsi Club 83 e Palermo Futsal Club. Si attendono intanto le due formazioni, già in realtà vediamo infatti l'ingresso con il direttore il signor Guastella della sezione di Palermo con vicino a lui Vito La Fiura, capitano dei Rosanero. Non entra il Club 83, entra chiaramente dopo, non appena la formazione ospite si sistemerà, e infatti lo fa adesso con il proprio capitano Muratore, poi lo Bue vicino a lui e a seguire tutti i componenti della squadra in maglia granata. Parliamo subito di statistiche perché il Palermo Futsal Club al momento ha 9 punti in questo girone A di Coppa Trinacria, 3 vittorie su 3, vincendo sia contro il Real Termini che contro l'Ato Monitors e anche contro il No Camp Capaci, con delle statistiche in zona gol veramente molto importanti perché sono 22 gol in 3 partite, la media di 7 gol a partita, insomma dei dati molto importanti per la squadra di Mister Gentile, che oggi finalmente torna anche in panchina e lo fa con il suo immancabile cappellino che lo accompagna in ogni partita. Oggi ci sono tante assenze ma anche minutaggio per alcuni giocatori che stanno giocando un po' meno. Ci riferiamo soprattutto a gente come Corona ma anche come Mattia Mazzoni, con uno dei più giovani di questa squadra, classe 2004. Vediamo intanto anche tutto il resto della formazione. Assente sicuramente Gabriele Gennaro, assente Lorenzo Chinnici per squalifica ma anche per infortuni, insomma assente anche Giuseppe Calì. Insomma abbiamo diverse assenze in campo, però anche diversi calciatori che oggi possono fare la differenza. Uno su tutti potrebbe essere Francesco Catania, invece chi è assente è Alisu John. Nel frattempo un momento per la foto, c'è anche Lorenzo Chinnici che è entrato in campo con il fotografo immancabile ormai Mirko Valenti, che starà per immortalare un'istantanea di questo momento. Dall'altra parte invece nel Club 83, ripeto, anche Luca Vivarelli. Nel frattempo entrano anche il presidente Pazzaglia, Giuseppe Velardi, Giuseppe Calì, insomma entrano un po' tutti. C'è anche il direttore sportivo Giorgio Buffa e Gabriele Gennaro che sta arrivando, insomma un po' tutta la squadra. Forse manca soltanto l'altro membro dello staff, Andrea Lascari, manca soltanto lui, ma siamo sicuri che ci raggiungerà presto. Nel frattempo diciamo anche il quintetto iniziale del Club 83, perché partono dal primo Muratore, Luca Dabbene, Mirko Stassi e poi a concludere Marcello Lobue e infine Davide De Domenico. Questo dunque è il quintetto della formazione di casa. Intanto vi mostriamo come sempre il nostro scoreboard, poi ricordiamo che il cronometro inizierà all'istante in cui il primo pallone sarà della partita. Nel frattempo il quintetto iniziale è Gianluca Perdichizzi tra i pali, poi vediamo Vito La Fiura lì davanti, Alessio Leto, Lopez e Francesco Catania invece a completare questo quintetto di Mister Gentile, che oggi ricordiamo torna in panchina dopo la squalifica abbastanza lunga, un mese di squalifica con diversi match saltati. Nel frattempo La Fiura sul pallone, inizia anche la sfida con palla subito verso Lorenzo Lopez. Adesso Catania, nuovamente Lopez, c'è largo Leto ma viene servito Catania, doppio passo su Dabbene, poi La Fiura mette un contrasto qui in piedi con Dabbene, palla su Perdichizzi. La Fiura, Catania, Lopez mette un po' in difficoltà qui Francesco Catania sulla pressione di Luca Dabbene, poi l'insegue Stassi ma riesce a uscire bene dalla marcatura. La Fiura per Lopez e poi segna Lorenzo Lopez al primo tiro, buca Marcello Lobue e fa 0-1. Il gol dunque di Lorenzo Lopez che manda anche baci verso la telecamera, probabilmente qualcuno lo sta seguendo o forse qualcuno vicino a noi. Dunque 0-1 dopo nemmeno un minuto. Inizia malissimo la sfida per il Club 83, inizia invece benissimo quella dei Rosanero. Muratore, De Domenico, e questa è una prerogativa della squadra di Mister Gentile, quella di sbloccare subito il risultato fin dalle prime battute. È capitato molte volte durante questa stagione.
e poche volte invece è andata in svantaggio. È successo in Coppa Trinaca contro il Real Termini con la rete di Cassar. Sicuramente vi ricordate anche la partita. È successo anche in campionato nella sfida contro il No Camp Capaci persa con il risultato di 1-3, ma è successo anche nella sfida contro il Futsal Club Monreale, che è stata anche l'ultima giocata, 3-3 risultato. Da bene, sempre molto tecnico, Stassi anticipa Leto, tacco, da bene, guarda la porta, prova il dribbling, la Fiora non è d'accordo, adesso Lopez si autolancia, un po' troppo veemente il contrasto di da bene e dunque calcio di punizione. Il signor Guastella ha deciso di sanzionare questo calcio di punizione e batte rapidamente sul Leto. Adesso Lopez, per lui è il terzo gol in stagione, 2 in Coppa, 1 in campionato, dunque continua il suo momento favorevole in questa competizione. Lui che ha segnato contro la Tomo Networks con un destro molto potente e preciso. La Fiora salta, non si fa salta, poi calcia verso la porta e lo Bue invece in 2 tempi è bravissimo a negargli questo gol. De Domenico, Muratore, palla ancora sul 5, cercato Luca Da Bene, sempre molto tecnico, cerca anche lo spiraglio verso Stassi. Lopez non è d'accordo, la tocca, palla in rimessa laterale. Nel frattempo si riscalda subito Gabriele Cirafici, però sembrava che tutti quanti stessero bene. Leto apre per la Fiura, poi in anticipo Muratore, lo Bue non rischia nulla, ancora Muratore, capitano di questa formazione, poi sbaglia il passaggio, Catania riesce ad intercettare molto bene, poi finta, ancora Catania, può aprire, palla che passa sotto le gambe, poi la Fiura non la controlla col mancino, voleva la palla prima. Nel frattempo l'aggancio anche del signor Guastella, ma bisogna chiaramente ribattere, c'è anche un intervento da accumulare, infatti ho detto, raga, lo fa in questo momento. Lollo! 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 Dovrebbe essere il secondo fallo effettuato dal Club 83 sui rosanero. Adesso cercheremo di dare conferma. Nel frattempo c'è anche sugli spalti lo striscione con il presidente Pazzaia e Giuseppe Calì che stanno mostrando una delle sciarpe di questa formazione. Intanto da bene l'anticipo di Catania che sta giganteggiando quest'oggi, poi Muratore riesce ad intercettare la sfera, dunque un ottimo momento di forma per Francesco Catania che è mancato tanto contro il Monreale. La Fiura, dopo aver ricevuto il pallone, si guarda attorno, vuole un appoggio dei compagni, la pressione di Stassi non è feroce e dunque si riparte da Gianluca Perdichizzi. Adesso Leto, Lopez continua il scaldamento, intanto Cirafici che potrebbe fare il suo ingresso a momenti, chissà, forse anche in modo precauzionale. Leto, la Fiura, oggi c'è tanta attesa in campo, forse anche per i più giovani, Mazzone e Alario su tutti. Leto si gira, calcia verso la porta, qui ottimo il contrasto di Muratore che lo ha portato verso l'esterno il massimo, da lì era un po' complicato riuscire a calciare. Meglio sta palla, era forte! Calcio d'angolo poi sprecato dallo stesso Leto e dunque rimessa laterale. La Fiura scambia con Leto 1-2, buono l'aggancio e calcia con la punta, forse poco convinto in questo caso la Fiura, poi Stassi la tiene in campo ma solo per qualche istante perché la palla è già in out. Sarà quindi rimessa laterale con Leto che si è levato i guanti. Lopez, c'è largo Catania ma non lo guarda, va nuovamente da Leto. Catania, non c'è un appoggio, lo fa adesso la Fiura. Catania scambia con Leto, vuole girarsi in mezzo a due, trova lo spiraglio per farlo. La Fiura centralmente, Catania col tacco ancora, la Fiura avanza in avanti, poi Stassi mette il piede per fermarlo, cerca il rilancio verso da bene e Muratore poi si infuria col compagno, voleva il pallone sull'out di sinistra, invece Stassi ha cercato da bene sulla destra, errore nel contropiede. Lopez,
Leto cambia tutto, adesso c'è Catania, la Fiura, Lopez, ancora la Fiura, e lui il centrale in questo momento. Leto cambia lato per Catania, gancio non felicissimo, poi scambia la Fiura su Ola. Leto si fa vedere incontro Lopez, saggiamente si appoggia sul capitano, non è mai un'idea cattiva appoggiarsi subito alla Fiura, che riceve il pallone di prima, molto bene Catania, adesso giro palla lungo, Leto calcia verso la porta, prende Muratore sul costato e dunque rimessa laterale, sempre proiezione offensiva, la Fiura non riesce a controllarla e dunque rimessa per il club. Stassi, nel frattempo si riscalda Barbaro nelle fila del Club 83, intanto scontro tra Dabbene e la Fiura. Muratore, De Domenico, Luca Dabbene, gancio non felicissimo, poi Stassi, Muratore, Dabbene contro Catania, lo salta con un passaggio, poi Muratore cerca la porta per Di Chizzi, aveva coperto bene i pali, si riparte con rimessa dal fondo, sempre lungo, poi la Fiura, Lopez, la Fiura, si fa prendere tanto il pallone dietro, Vito la Fiura, lo deve fare, poi sbaglia il contrasto con Stassi, forse qualche dubbio su questo intervento irregolare, sembrava potesse essere entrato sul pallone, poi Leto cerca il compagno, trova Lopez in mezzo, la Fiura, cicca la conclusione, e poi lo Bue invece sbaglia il rilancio, sarà rimessa per i rosanero. Catania in mezzo a due, vuole passare, non riesce, Dabbene, poi Stassi nasconde il pallone, poi Leto non è d'accordo, Dabbene lo va a riconquistare, ancora Luca Dabbene, esterno per Stassi, palla che termina fuori, spaccata, ci ha provato Nico Stassi. Nel frattempo si riscalda, anzi sta per entrare Ninni Scozzari al posto di Francesco Catania. Aspetta, Ninni. E fa il suo ingresso l'ex calciatore dell'Aveco. Leto, forse un problema per Catania, uno dei più positivi in questo match. La Fiura sbaglia il passaggio, forse un po' troppi errori adesso per il capitano. Dabbene vuole saltare la difesa ma non Scozzari, poi Lopez, Scozzari, sempre molto elegante il 70, intercetta il pallone, Barbaro appena entrato, va sul sinistro, apre per Dabbene, poi per Di Chizzi, mette lui il ginocchio probabilmente, e al minuto 10 anche l'occasione per pareggiare. Sarà calcio d'angolo con Barbaro sul punto di battuta, è entrato bene De Domenico, palla centrale, Dabbene, sponda per Muratore che calcia, la prende Dabbene poi con la punta, ha provato ad insaccare sul palo lontano per Di Chizzi, era in posizione ma comunque deviazione e palla ancora in corner. Nel frattempo si sta riscaldando anche Billitteri che potrebbe fare il suo ingresso forse al posto di Leto. Dabbene, imbucata centrale, poi Leto la tocca, la Fiera insegue il pallone, De Domenico è in vantaggio, adesso lo Bue, passaggio non dei migliori da parte del portiere. Muratore, si inserisce nel frattempo Barbaro. Muratore, sovrapposizione di De Domenico che guarda i compagni, vuole lo scambio con Dabbene, Lopez mette il piede e tackle in piedi e guadagna anche la rimessa. Scozzari con la sua la fa risalire i compagni, scarica su Lopez e poi si sovrappone sulla destra, la Fiura, Scozzari,
1-2 con Leto, palla di ritorno, Scozzari guarda la porta, vuole calciare, rientra, le finte, ancora Ninni Scozzari, Leto, Lopez, qui poteva forse calciare Scozzari, va allo spazio per poterlo fare, Leto imbucata, molto intelligente, Lopez, il dribbling, Lopez! Cerca il primo palo, non il secondo, qui sbaglia il numero 3, grande occasione però. Nel frattempo è rimasto anche giù, si tocca il polso, viene anche aiutato a rialzarsi e dunque lo Bue sul punto di battuta batterà questa rimessa dal fondo per De Domenico. Muratore adesso, palla centrale, da bene Lopez, ancora una volta puntualissimo in fase difensiva, è veramente difficile saltarlo. E l'ultimo tocco è anche del Club 83, dunque rimessa per il rosanero con Lopez e Scozzari che scambiano il pallone. Billy Terry al posto di Leto. Scozzari alza il pallone, Muratore riesce a mettere una pezza, da bene, vuole calciare subito. Non era una brutta idea questa, c'era anche Perdichizzi leggermente in avanti. Ha fatto bene a provarci. Scozzari, Tonino, palla che va su Billitteri, è entrato da qualche istante, il minuto 13, finta, sterzata, allarga il gioco, la Fiura, palla di ritorno, Billitteri, 1-2, palla in mezzo per Lopez, poi lotta con Muratore, regala invece il possesso a Dabene, lo insegue la Fiora, fai molto bravo. ragazzi, chiave del 2. Scozzari, Billitteri, finta di scaricare il pallone, lo fa adesso dalle parti di Scozzari, poi Billitteri, poi cerca un tunnel su Dabene, rischiando veramente tanto. Nel frattempo accumulato un fallo di Dabene. Adesso dobbiamo capire quanti falli sono stati realizzati. Dovrebbe essere il quarto fallo in 14 minuti, dunque altri 2, potremmo vedere un tiro libero, vediamo, chissà. Billitteri per Lopez, palla centrale, la Fiura cerca la sponda ma non riesce, buono qui il lavoro di Muratore, adesso da bene, avanza sulla posizione, da bene con la punta! E qui la tocca probabilmente per Di Chizzi, infatti calcio d'angolo, azione ancora pericolosa del 10. De Domenico va sul punto di battuta, alza la sfera per chiamare forse una conclusione al volo di Barbaro. Poi Muratore con la punta, prende in pieno Lopez, Cardicizzi era già a terra. Barbaro salta la Fiura, si appoggia centralmente, da bene, vuole girarsi, lo fa adesso. Palla sull'out, palla in mezzo per Muratore, botta sicura, Lopez salva tutto, ma adesso sta rischiando veramente tanto la squadra di Mister Gentile. Lopez, Scozzari, sempre elegantissimo, Billitteri, sponda per la Fiura, Billitteri apre per Scozzari, lo Bue, perfetto in presa bassa, questa volta se l'è divorato il Palermo. Che palla comunque di Billitteri, che quasi senza vedere nulla aveva aperto per Scozzari. Intanto la Fiura, Scozzari avanza con la punta, tiro brutto da parte di Scozzari che però sta scaldando il piede e chissà che magari non trovi una giocata giusta. Ninni, gioca calmo, Ninni. Nel frattempo il cambio, entra anche Anfuso al posto di De Domenico. Barbaro, da bene, vuole scambiare con Anfuso, poi va giù Billitteri e fallo di Luca Da Bene che si becca anche il cartellino giallo. È il quinto fallo dopo soltanto 16 minuti. Intanto fuori Vito La Fiura, dovrebbe entrare Alessandro Corona che adesso fa il suo ingresso. Ricordiamo già assente Gabriele Gennaro che è il capocannoniere di questa competizione. Nel frattempo fuori Da Bene, dentro Bagnato, giocatore da un mancino molto interessante. Va Lopez,
sul punto di battuta. Lopez, Scozzari. Nel frattempo ricordiamo l'ammonizione per Luca Dabben, scontro con Billitteri. Scozzari. Finta di scaricare, torna invece dietro da Lorenzo Lopez. Scozzari. Si fa vedere Corona che la riceve agganciandola sul destro, poi scaricando col mancino, palla alta, aggancio delizioso di Corona che cerca anche con una punta un'imbucata molto complicata, non gli riesce. E poi lo Bue spreca tutto, gettando palla in avanti. Sarà quindi rimessa con Scozzari. Lopez, per lui tutti i minuti in campo al momento, ben 17, anche un gol, ed è anche l'unico ad aver trascorso tutti i minuti in campo. Dall'altra parte il capitano Muratore, chiaramente stiamo escludendo da questa statistica i portieri, ma è un po' difficile fare un cambio nel primo tempo, salvo situazioni come infortuni magari o squalifiche, espulsioni chiaramente. Tanto Scozzari. Billitteri rischia un po' sul passaggio, lo fa adesso Corona, palla incollata al piede. Billitteri non trova nessuno spazio, però va da Scozzari, alza il pallone, la tocca Bagnato, rischiando un po'. Allargati, Coro. Lopez, Corona riceve il pallone, va col sinistro, allarga Scozzari, ottimo a difendere sull'assalto di Anfuso. Corona, c'è largo Billitteri, lo serve in questo momento, pressione alta di Bagnato. Billitteri però fa molto indietro, Bagnato saggiamente non lo segue. Dai, raga, velocizziamo, dai. Scozzari. Dai, Ninni, veloce, velocizziamola. Cerca di imbucare con il sinistro, non riesce. Ricordiamo che al prossimo intervento irregolare sarà tiro libero per il Palermo Futsal Club. Vediamo se sfrutteranno questa possibilità. Billitteri scivola, Barbaro, poi vuole il taglio di Corona, che però non capisce l'idea del compagno. Lopez. Il blocco da parte di Billitteri, poi Scozzari alza per Corona, brutta idea però. Poteva decisamente fare 1000 cose in più, non le ha fatte qui Scozzari, sprecando invece il possesso. Barbaro, Muratore, risultato sempre di 0-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportiseri, ma siamo sicuri che ci stia seguendo fin dalle primissime battute di questo match, con la gara sbloccata, ricordiamo, da Lorenzo Lopez, con un tiro non irresistibile, però che ha bucato comunque le mani di Lobue. Muratore, contrasto di Corona, si torna dietro, sempre da Marcello Lobue. Mister Gentile chiama la marcatura uomo, Barbaro, lottano sia Lopez che Billitteri, poi non c'è nulla, un po' rischiato Barbaro in realtà. Poi battuta veloce, ma bisogna ribattere probabilmente. Non è d'accordissimo Lopez, così come Corona, Billitteri e Scozzari, ed è rimessa per il club. Poi ragazzi, siamo a 5, Dai, più veloce la palla. Dunque Barbaro batte la rimessa laterale, vicino a lui c'è Muratore, ma preferisce schierarsi su Anfuso. Palla centrale, Bagnato, vuole il sinistro. Muratore, palla di ritorno ancora per Anfuso, anzi per Barbaro, chiedo scusa, è sul sinistro, scarica Anfuso di prima verso Muratore, non si sono capiti i due. Nel frattempo anche sugli spalti i consigli di Peppe Calè. Poi rischia tanto Scotti, palla che rimane lì e poi gol, il gol del pareggio con Anfuso, errore di Scozzari che spazza il pallone direttamente sulla schiena del numero 3 e poi pallone in porta vuota, 1-1. Un pareggio improvviso per il Club 83 che riesce a timbrare questo gol con Anfuso che ha sfruttato al meglio l'occasione, battendo per Di Chizzi, che era ovviamente poco colpevole. Billitteri, Scozzari, Corona, imbucata, sbagliata perché capisce tutto in anticipo Barbaro, è tutto bene in gara, Barbaro! E poi con la punta esce fuori
ma ancora una volta un miracolo di Perdichizzi. Sarà rimessa laterale con, anzi calcio d'angolo, chiedo scusa, con Muratore sul punto di battuta. Nel frattempo si stanno riscaldando sia Alario che Mazzone. Bagnato con la punta. Ha cercato questo tiro. Non ha tolto la porta. Nel frattempo dall'altra parte in panchina Francesco D'Antoni, uno degli ex di questo match. 2 stagioni fa vestiva infatti la maglia di rosanero soltanto per mezza stagione in realtà, poi trasferimento al Resultana San Lorenzo. Scorso anno invece al Real Sicilia, così come l'inizio di questa stagione. Adesso invece è passato al Club 83. Dai figlio! Nel frattempo fuori scossa di dentro Mattia Mazzone, però Billitteri ha sbagliato la rimessa. Adesso un po' di confusione. Contro di noi qua, che cosa cambiamo? Barbaro. Muratore. Nel frattempo chiama la pressione Mazzone, che adesso va in basso. Esce Corona sulla pressione, non è molto feroce in realtà. Anfuso, autore del gol. Muratore per Barbaro, bagnato di prima. Muratore adesso gioca bene il Club 83. Palla imbucata, Lopez in anticipo, Corona sempre per Lorenzo Lopez che si ferma, le finte, vuole rientrare, poi chiude Muratore anche con l'aiuto di Barbaro. Anfuso. È pronto a entrare anche Gabriele Cirafici. Vediamo al posto di chi. Forse per Lopez, però è l'unico centrale di ruolo, quindi anche un po' difficile riuscire a ipotizzare un suo cambio. Palla centrale, poi sbagliata con Perdichizzi che regala anche il calcio d'angolo, non è riuscito a tenerla lì e quindi calcio d'angolo regalato al Club 83 che adesso batterà con Anfuso, autore del gol del palo. Dai, cos'è? Anfuso, palla che rimane lì, bagnato, si gira, Lopez lo fronteggia, poi non affonda il tackle, Corona la tocca, Muratore imbucata dentro, Perdichizzi se la ritrova lì tra le ginocchia. Mazzone, ora già solitaria, si dimentica lì il pallone, poi lo ritrova, l'ultimo tocco però è di Muratore. Palla dietro, Lopez, Billitteri, vuole la conclusione, lo Bue respinge, poi Mazzone non la tocca, l'ultimo tocco è stato del portiere chiaramente, e quindi rimessa con Mazzone. Lopez, Billitteri, c'è l'imbucata per Lopez che si gira, scarica Corona, palla dietro, Billitteri, adesso c'è un po' di fatica per creare l'occasione, manca sicuramente la fantasia di giocatori come su John, Catania, Chinnici, insomma adesso poi difficoltà. Lopez spara alla porta, Mazzone, Corona, intanto è pronto a rientrare anche Vito La Fiura. Forse il mister Gentile si è accorto di questa mancanza di idee. Billitteri! E poi il tocco forse del difensore, poi la tocca sicuramente lo Bue, palla fuori. E dunque calcio d'angolo. Tanto fuori Lopez, dentro Gabriele Cirafici, sarà lui probabilmente il centrale. E poi La Fiura sarà pronto ad entrare per Corona, quasi sicuramente. Cirafici apparecchia la strada spianata per Anfuso che calcia per Perdichizzi in spaccata qui, brutto errore di Cirafici però che ha rischiato veramente di fare subire il gol ai suoi. Muratore bagnato, apre quasi a memoria verso Barbaro, sa che c'è il numero 11, poi Mazzone riesce a conquistare il pallone solo, è un 3 contro 1, Mazzone poi bagnato, affonda il tackle e non fa passare il giovane classe 2004. Corona, Cirafici, Billitteri, forse uno dei più positivi in questo momento. Billitteri, minuto 26, può puntare, Billitteri con la potenza, con la palla che rimane lì, Corona, lotta, può calciare con il sinistro, Anfuso, ma una chiave di questa partita potrebbero essere le conclusioni da fuori e Billitteri lo ha fatto vedere. Mazzone, Cirafici, mancano 4 minuti nel frattempo. Billitteri apparecchia per Cirafici che calcia! E palla che viene
ancora toccata da un giocatore del Club 83, dunque calcio d'angolo, buon tiro di Cirafici. Prova la 3, c'è Gabriele, prova la 3. Billy, però tu dovevi andare a battere. Sarà calcio d'angolo con Corona sul punto di battuta, palla alzata, Billitteri la controlla, poi c'è la pressione di Bagnato, torna dietro saggiamente da Cirafici. Billitteri, Corona, cerca un'imbucata, Corona con la punta, vuole creare una super giocata qui Alessandro Corona. Sarà calcio d'angolo, ancora una volta la battuta di Billitteri che apre per Cirafici, la controlla questa volta meglio rispetto a prima, poi prova l'imbucata, tutto capito però da Barbaro. Mazzone lascia lì il pallone, Cirafici con il secondo palo, palla ribattuta, Corona. Cirafici si chiude sull'esterno, viene chiuso poi dall'avversario, da Barbaro. E poi Muratore trova con intelligenza l'ultimo tocco. Nel frattempo mister Gentile chiama il cambio, fuori Corona, dentro la Fiura, palla centrale, Bagnato, poi Bellitteri chiude tutto per Di Chizzi, Mazzone centrale, Corona di prima, Bellitteri non vuole rischiare di velocizzare l'azione, doppio passo, Bellitteri allo spazio, può calciare Bellitteri e palla fuori, ma in giornata Antonino Bellitteri oggi. Fuori Corona, dentro Vito La Fiura. E oggi è un Bellitteri probabilmente diverso rispetto alle prime uscite in maglia Palermo Futsal. Sta giocando decisamente meglio rispetto alle prime uscite. Barbaro, c'è la pressione di La Fiura, poi Mazzone per poco non ruba il tempo a Bagnato che invece spazza più lontano che può. Mazzone, Cirafici, La Fiura vuole calciare, lo fa adesso, non bene, poi Cirafici rischia un po' Manfuso, ma poi ritrae la gamba e dunque non fa fallo. Billitteri centrale per La Fiura, appoggia per Billitteri, palla che rimane lì, ancora La Fiura, calcia! Palla fuori. Ben 15 minuti per il Palermo Futsal Club nel trovare il tiro libero, ma nessun intervento irregolare da parte del Club 83, è stata molto brava. Poi sbaglia invece per Di Chizzi il rilancio verso Mattia Mazzone. Nel frattempo viene chiamato un piccolo time out, minuto 29 di gioco. Risultato di 1-1, partita non brillante per il rosanero, bisogna dire la verità. Gol di Lorenzo Lopez, poi il pareggio di Manfredi Anfuso su un errore però di Scozzari, che nel tentativo di spazzare il pallone ha preso in realtà il suo avversario, poi favorendo la conclusione a porta vuota da parte di Anfuso. Vedendo mister Gentile a colloquio con i suoi ragazzi, si disseta nel frattempo che abbia Cirafici. Bellitteri invece sta cercando di riscaldarsi, parlando anche con Vito La Fiura, probabilmente qualche tattica. Adesso mister Gentile dovrebbe avere chiamato la pressione a uomo, però manca soltanto un minuto più il recupero, che dovrebbe essere altrettanto, quindi altri 60 secondi, quindi 2 minuti dovrebbero al momento separare le due squadre dall'intervallo. Intanto in campo anche uno dei più attesi, Francesco D'Antoni, che riceve il pallone, può calciare subito verso la porta, per Di Chizzi blocca, non l'ha presa bene questa volta. Muratore in anticipo, Bellitteri, adesso ritmi un po' più alti, palla dentro di D'Antoni per Muratore, centra l'area di rigore, trova però soprattutto Gianluca per Di Chizzi. Anfuso, Barbaro cerca la posizione D'Antoni, la riceve, si gira, poteva forse anche calciare, poi palla sul secondo palo e per Di Chizzi mette i guantoni perché c'era Barbaro pronto a intervenire. Infatti per Di Chizzi dice ai compagni era solo. Billitteri rallenta un po' il gioco, Cirafici, c'è largo La Fiura, Cirafici si va un po' a rischiare con questo dribbling non buono però. D'Antoni, poi palla dietro e dunque va bene così, finisce il primo tempo, risultato di 1-1
tra Club 83 e Palermo Futsal Club. Decidono al momento i gol da un lato di Lopez, dall'altro di Manfredi Anfuso. Noi intanto vi salutiamo, ma sempre per qualche istante, perché intervallo e poi il secondo tempo della sfida, sempre qui su Sportissimi. A dopo. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Polisportivo e Fulgatore Geraci, 23esima giornata del girone A di eccellenza siciliana. La finta e la battuta respinta, allontana l'Oppizio di testa dopo il tiro di controbalzo di Manuel Natella. Geraci in velocità con l'avanzata di Giovagnoli, verticalizzazione, Marcio Fernandez entra in area, non esce il destro, Daguano il suo destro in mezzo, colpo di testa verso il secondo palo di Onuoa, lancio lungo verso Genna che manca l'aggancio per pochissimo. Scalisi, Marcio Fernandez per la corsa di Pineschi, cross in mezzo col mancino, secondo palo del Monego ad anticipare De Morra, prende Pineschi, passaggio dietro, pallone che scorre e libero Giovagnoli per calciare, parte Pineschi, primo palo, pallone dietro, Scalisi, tiro respinto, De Morra lo ricicla per Diego Fernandez, Grimaudo invece parte l'ala oltre la traversa, alla battuta c'è Todaro, parte lui, la chiama Barbagallo a vuoto, Razak vicinissimo a calciare, sempre il Fulgatore in proiezione offensiva. Onuoa, pallone dietro, Daguano lo riserve per la conclusione di Natella. Natella, lancio morbido in aria per l'ala, cerca di coordinarsi Onuoa, poi Razak stava aspettando il pallone, lo spazza via Ogbonda. Torna a farsi presente la pioggia, Genna all'interno, Natella, area di rigore, cross basso dietro, scivolata di Scalisi, cerca di calciare Onuoa, Ogbonda, Albanese, legge i tempi contro l'ala e può avanzare, ancora Albanese, il cross respinto da Natella, è sempre del Geraci questo pallone, Giovagnoli, cross a rientrare, non ce la fa a colpirla di testa Guadagnoli. Il recupero di Scalisi su D'Amico, avanza il Geraci, pallone allargato su Marcio Fernandez, al limite Fernandez bloccato, la punizione di Scalisi, secondo palo, Guadagnoli, Giuliano Guadagnoli, gol annullato però per posizione di fuorigioco. Diego Fernandez contro Genna, Diego Fernandez, l'entrata di Genna alla meglio, l'esterno del Geraci mette dentro, deviazione, calcio d'angolo. Scadono adesso i minuti di recupero e infatti è ufficiale lo 0-0 tra Fulgatore e Geraci, una partita in cui non abbiamo visto un tiro in porta. Il rigore ci avrebbe dato un punto che però non so quanto avremmo meritato durante la partita, perché non mi è piaciuta la squadra, ma non mi è piaciuta tutta la settimana. Abbiamo preparato male la settimana, siamo arrivati molli come se il Mazzara 46 fosse una squadretta, ma chiaramente non è così, ce l'hanno dimostrato sul campo. Abbiamo regolato il primo tempo e poi il secondo tempo avremmo anche potuto pareggiarla, ma ci siamo messi per prendere il 2-0 3-4 volte in contropiede e non l'abbiamo preso per miracolo, per cui non sono soddisfatto, ero più contento se la pareggiavamo all'ultimo minuto, però i rigori si sbagliano, Gianluca ne ha sbagliati pochissimi con me, quindi niente da dire, il rigore sta disegnato, può capitare, si deve reagire, ma è chiaro che tutti hanno perso in casa quest'anno, anche Nissa e Pro Favara, solo la Folgore non ha perso, quindi può capitare. L'importante è reagire, da martedì cominciare a lavorare duramente e
mettere la concentrazione, la determinazione, l'umiltà che ci caratterizza, perché se noi pensiamo di giocare sul velluto, sulla tecnica e sulla classe, abbiamo sbagliato completamente atteggiamento. Ci mancano ancora tante partite e dobbiamo resettare e ricominciare. Le cose da questo punto di vista non stanno andando tanto bene. Adamo è rientrato dopo un lungo infortunio, ha preso un pestone al piede gonfio, non siamo riusciti a metterlo in campo. Ganci aveva fatto una contrattura, lo abbiamo fatto giocare 15 minuti, lunedì è andato con la Juniores e ha avuto una ricaduta e quindi insomma dobbiamo avere maggiore cautela, credo, perché sono giocatori importanti che ci servono tutti e cercare di stare un po' più attenti. Sconfitta meritata, una prestazione la più brutta della stagione da parte della squadra. È inspiegabile la metamorfosi che abbiamo visto oggi, ma forse qualcuno alla luce dei risultati che... Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo, vi mostriamo anche lo scoreboard 1-1 il risultato tra Club 83 e Palermo Futsal Club. In campo vediamo D'Antoni, Barbaro, Muratore e Anfuso, con in porta il solito Marcello Lobue, d'altra parte invece Billitteri, La Fiura, Alario, Lopez e Perdighizzi. Dunque un cambio con Alario in campo per Mazzone. Inizia anche il secondo tempo, quindi con il primo stesso Granata. Muratore. Vediamo come entra in campo Alario con il primo pallone toccato. Billitteri lottano subito con D'Antoni, ricordiamo il grande ex di quest'oggi. Lobue allontana centralmente, D'Antoni spara alla porta, vuole girarsi, Lopez non è dello stesso avviso, riesce comunque a toccarla verso i compagni, Alario poi lascia scorrere e dunque palla su Perdighizzi. Billitteri. Lopez scarica e si inserisce il numero 4, La Fiura. Alario. Billitteri. Lopez, La Fiura. Alario rischia un po', riesce comunque a ottenere una rimessa laterale sulla pressione di Barbaro. Billitteri, scambio sbagliato, poi D'Antoni riconquista il pallone, D'Antoni, Billitteri lo ferma in modo irregolare, calcio di punizione, è andato molto bene via Francesco D'Antoni, ex Real Sicilia, ricordiamo. Sarà calcio di punizione con Capitan La Fiora subito a dire al direttore di gara di fare indietreggiare di un qualche metro uno dei padroni di casa. Sarà calcio di punizione con Barbaro che potrebbe col sinistro trovare una soluzione interessante. Vediamo. Incrocia Fuso. C'è soltanto La Fiura in barriera, va con il sinistro, prende però La Fiura, poi calcio anche verso la porta Muratore, Perdighizzi si alza, salta anche un poco ma non la tocca. Perdighizzi va per La Fiura, la sponda dalle parti di Billitteri, poi rischia tanto, Billitteri va in anticipo ma ha la meglio Barbaro che finta di scaricare il pallone e poi la tiene sui piedi. È stato un ottimo ingresso quello di Barbaro in partita. Alario la controlla, il tunnel di Alario, poi Muratore lo ferma. Palla centrale, la controlla D'Antoni, Billitteri la tocca, poi Alario, rimpallo lo favorisce, ancora Alario, D'Antoni scivolato, ferma tutto, minuto 32 e 45 secondi. Anfuso va centrale, appoggia per D'Antoni che qui la controlla molto male, un errore non da lui però. Nel frattempo si riscaldano De Domenico, Andreini e Aromando. Palla alta, Muratore di testa sfrutta tutti i suoi centimetri per servire i compagni, poi Lopez finta di corpo su Anfuso e lo lascia lì. Billitteri, c'è l'imbucata verso Alario, non era una brutta palla quella di Antonino Billitteri, che probabilmente insieme a Catania e Lopez i tre migliori in campo. Billitteri, La Fiura, nel frattempo Catania ha lasciato il campo, infortunio, di brutte notizie per i rosanero che già devono fare a meno di Chinnici e su John. Insomma,
non buone notizie. Alario con l'esterno su Lopez, Vito La Fiura, ancora Lopez, sempre il capitano La Fiura che avanza, scambia con Billitteri, vuole rientrare La Fiura, la controlla con la sola, La Fiura guarda la porta e calcia, ha cercato di piazzarla ma non è riuscito La Fiura, poi ottiene una rimessa laterale. Minuto 34, nel frattempo D'Antoni dovrebbe lasciare il campo per Bagnato. Billitteri, Vito La Fiura, Billitteri cerca un compagno, non trova nessuno, adesso Lopez, Billitteri se la porta lontano, c'è la pressione di Barbaro, rischia un po', Alario cerca di aiutarlo, Billitteri perdi Chizzi ed esce dalla pressione la squadra rossonero per Lopez, palla ancora una volta non delle migliori, fuori D'Antoni, dentro Bagnato intanto. Barbaro, Anfuso, Muratore vuole avanzare, salta l'uomo, Muratore calcia verso la porta, poi c'è stata anche una deviazione probabilmente di uno tra Billitteri e Alario, palla in corner, sarà quindi calcio d'angolo sul punto di battuta. Vediamo Anfuso, battuta corta, prova a dialogare col compagno, poi la Fiera la tocca per ultimo, sarà ancora calcio d'angolo. Palla dentro, cerca l'imbucata su Barbaro che non tocca il pallone, dunque rimessa laterale all'area subito a scaricare su Lopez. Billitteri apparecchia per La Fiura, imbucata verso Billitteri, poi Alario la tocca con il sinistro, non riesce però a controllarla. Lopez, La Fiura, Alario allarga per Billitteri, doppio passo, si incespica un po' sul pallone, adesso Lopez, La Fiura cerca il pallone su Billitteri, non sono capiti due questa volta, poi La Fiera va a lottare ma non riesce, poi palla dentro, Anfuso la controlla, Lopez mette l'ennesima pezza alla sua partita, poi prova il tunnel, gli riesce Billitteri, poi spazza direttamente addosso al suo avversario e poi dentro Leto, fuori Alario. Per Leto soltanto i primi minuti del primo tempo, poi fuori, entra in campo adesso Lopez, La Fiura, Billitteri per Leto, la controlla bene due volte, poi apparecchia fuori per La Fiora che calcia, lo Bue, benissimo qui il suo intervento difensivo, poi Muratore con un rimpallo riesce a guadagnare anche una rimessa laterale. Del rimessa per il club, tanto dentro a Romando che tocca subito il suo primo pallone. Bagnato controlla col sinistro, allarga 1-2 con Barbaro, ancora Bagnato, vuole rientrare Billitteri, qui lo ferma all'ultimo, poi si concede pure un dribbling, ma il pallone è già terminato in out, ma ottimo il recupero. Palla ancora dentro per Aromando che può calciare per Di Chizzi, gli ruba il tempo e poi fa subito ripartire Leto. Le finte, va verso il centro del campo, Leto adesso sul mancino, c'è La Fiora a largo, si appoggia saggiamente da Billitteri, finta Lopez, adesso Leto la controlla, guarda la porta, calcia, lo Bue respinge, ottima la conclusione di Leto. La Fiora, Billitteri, Lopez, Billitteri sotto gli sguardi del pubblico presente di oggi. Leto rientra sul destro, l'imbucata per La Fiora, la controlla due volte, La Fiora si gira, fa tutto da sola La Fiora, rimane anche giù, ma la palla è entrata, 1-2 il risultato, Vito La Fiora.
Un gol insistito e poi il cuore di La Fiura verso la telecamera e infatti il bacio verso la moglie Ilenia che lo sta seguendo e che noi chiaramente salutiamo. Ha fatto tutto da solo La Fiura, qui tutta la rabbia da parte del leone del Palermo Futsal Club, Vito La Fiura, che ha deciso di fare tutto da solo, poteva appoggiarsi sui compagni, non lo ha voluto fare, è stato anche fortunato chiaramente nella deviazione, ma comunque bisogna anche cercarla un po' la fortuna. Poi Bilitteri molto bravo qui a pressare su Aromando, ha preso forse un tempo di gioco. Bilitteri, Lopez. Tanto anche la voce di Luca Vivarelli dagli spalti che consiglia ai compagni come mettersi in campo. Bilitteri, Leto è entrato molto bene in partita. Alessio Leto, uno dei migliori sicuramente, prova la sponda con La Fiura, poi molto bravo qui Bagnato a fare sfuggire il pallone ma non lo riconquista. Adesso Lopez, palla centrale, La Fiura per Leto, poteva forse pensare anche a una conclusione, poi palla dentro, La Fiura la controlla con il destro, Lobue, cosa ha levato da sotto il ricochet dei pali Lobue, miracoloso adesso. Qui una grande palla di Leto che sta giocando alla grande oggi. Bilitteri alza la sfera per Lopez al volo e prende in pieno Leto, però probabilmente era in porta questa palla. Per Di Chizzi, per La Fiura, Lopez, palla centrale, Bilitteri la controlla in mezzo a due, non gliela levano questa palla, La Fiura larga per Leto, adesso esce bene dalla pressione la capolista, palla dentro per Lopez, apparecchia Bilitteri che non calcia, poi con la punta e Lobue prende anche questa, però forse Bilitteri poteva anche calciare di prima qui. Sarà ancora calcio d'angolo con Bilitteri, vediamo se regala un altro schema. Il 4 è così per La Fiura che lascia scorrere e calcia, prende ancora Leto ed è la seconda volta che Alessio Leto si frappone tra la porta avversaria e il pallone. La Fiura parecchia per Leto, qui forse poteva anche calciare col sinistro. Muratore allo spazio, vuole calciare, prende ancora Bilitteri. Poi anche Bagnato a dire, anzi chiedo scusa Barbaro a chiedere spiegazione al suo capitano. Poi palla imbucata, Bilitteri la tocca, alza la palla, Leto, aggancio delizioso, poi La Fiura, c'è vicino a lui Bilitteri, non lo serve, palla incollata sotto la suola, Lopez. C'è l'inserimento di Bilitteri, non mi è servito, Leto, Bilitteri, aggancio ancora, per Leto che calcia! Palla che termina fuori, ma che partita di Bilitteri e di Leto. Tempo fuori, Bilitteri dentro, Mattia Mazzone. È stata una grande gara quella di Bilitteri, uno dei più positivi oggi, è venuto 42 il cambio. Poi non si capiscono, Barbaro con Muratore, rimessa. Nel frattempo si alza la panchina anche Da Bene, che potrebbe fare il suo ingresso a momenti. Lopez, Mazzone, palla per La Fiura, gancio infelice del capitano, forse un po' troppo esterna per la palla. Barbaro, Muratore, scarica e poi si sovrappone, palla di ritorno, Barbaro, che la superiorità numerica, palla centrale, vuole apparecchiare per il compagno ma non riesce, poi Leto, La Fiura, la tocca Leto, poi la palla rimane lì, forse si commette anche fallo La Fiura, però si continua, a Romando, palla imbucata per Bagnato, e poi per Di Chizzi la tocca, e poi si stampa probabilmente anche sul palo. Poi troppa frenesia probabilmente di Bagnato, si riparte con il contropiede, Lopez. Leto è un 3 contro 4, palla per Lopez. La Fiura, ancora Lopez, si è ristabilita intanto la parità numerica, Mazzone, Leto, secondo palo, prende in pieno Muratore, palla respinta. Mazzone, Lopez,
C'è la sovrapposizione del giovane numero 17, non viene però servito. Lopez, l'inserimento di Lopez, poi Mazzone, ancora per il 3 che si è un po' chiuso, riesce però a crossare, trova probabilmente anche il massimo da quella distanza. Mazzone, dietro per la Fiura, esterno, Lopez, Mazzone vuole sfuggire alla marcatura, forse prende anche un calcio, ma non per il signor Giovanni Guastella. Aromando allarga le parti del compagno, Muratore, sempre Aromando. Dentro da bene, fuori Bagnato intanto. Aromando avanza con diversi metri, poi palla alzata da Barbaro verso da bene, non ci sono capiti due. Direttamente in rimessa laterale. Leto, Lopez. Pressione alta, poi prova ad appoggiarsi sul compagno, sbaglia tutto. Barbaro sbaglia con la punta, palla che rimane lì. La Fiura apparecchia per Mazzone che può puntare alla porta, allarga verso Lopez, la prende un po' troppo male quel giovane, palla fuori. Minuto 15 di gioco, 45 totale. 1-2 risultato per gli ospiti. Barbaro, imbucata su Aromando, che qui aveva anche sfidato con una finta di corpo Lopez, che era anche riuscita, poi però non ha trovato il pallone. Nel frattempo è arrivato anche il direttore commerciale Filippo Alario. Soltanto tanta sfortuna non gli ha permesso di essere qui fin dal primo minuto. Adesso però è arrivato. Intanto Lopez, Leto si gira molto bene qui Alessio Leto, poi l'imbucata. Mazzone chiedeva questo tocco, Leto ha un po' avuto troppa frenesia adesso. Barbaro, finta, da bene, molto largo, può puntare alla difesa, sovrapposizione, da bene, ancora imbucata su Aromando, la controlla, parecchia per Muratore, per Di Chizzi, non perfetto in bagger, poi Mazzone la difende, ma c'era veramente poco da difendere in questo caso. Cosa facciamo? 1-2, Marco! Palla alta, da bene, prova, la voleva, sbaglia, la Fiora è in vantaggio, c'è vicino Lopez, poi viene chiamato anche per Di Chizzi, il controllo di Mazzone, sbagliato, Barbaro può calciare, apparecchia, per da bene, prende però sulle gambe Lopez e poi Leto si autolancia, può calciare, apparecchia sul secondo palo, per Mazzone, la palla del portiere, poi la Fiora e il palo, adesso sfortuna anche per il capitano. Vito, vieni al cambio, Vito, e Mattia pure al cambio. Fuori la Fiora e Mazzone, dentro Corona e Cirafice, due mancini per due destre. Aromando, una doppia occasione qui il Palermo Futsal Club con Mazzone prima, ma soprattutto con la Fiora dopo. Cirafici alla meglio, riesce a rubare il pallone. Cirafici c'è in mezzo, Corona avanza, calcia e lo Bue prende anche questa. Aveva calciato bene Cirafici. C'era Corona che chiedeva questo pallone, ma Cirafici ha guardato solamente la porta. Tanto dentro anche Andreini al posto di Muratore. Cirafici si torna dietro da Lopez, l'inserimento di Leto, vediamo la posizione ora di Leto e di Corona perché potrebbero anche scambiarsi. Cirafici, tunnel, magia, Cirafici sul mancino, salta tutti, fa tutto solo, questa volta sbaglia forse l'ultimo tocco. Tutto bene Cirafici comunque. Minuto 48 della partita, 1-2 risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili, ma siamo sicuri che ci state seguendo fin dal primissimo minuto. Corona con un rimpallo, Corona con inizio apparecchia verso Leto, forse poteva anche calciare Corona, da bene, sfida sulla velocità, vuole calciare ma vuole invece rientrare. Lopez non concede lo spazio. Lopez contro Andreini e poi commette fallo il numero 2.
Poi calcio di punizione, Leto stava per andare via. Poi Andreini voleva spiegazioni probabilmente dal signor Guastella per questo intervento, secondo lui non falloso. Però tu devi fare il blocco, però. Sarà calcio di punizione, sul punto di battuta vediamo Tu taglia. Cirafici, c'è anche Corona vicino a lui, Lopez sul palo, così come Alessio Leto. Da bene e Barbaro invece in barriera. Cirafici, schema per Lopez che calcia verso la porta, vede impina Romando, poi da bene contro Cirafici, lottano i due, alla meglio Cirafici che però lo fa in modo irregolare. A Romando, Andreini appoggia su Aromando, Mancino da bene, vuole rientrare, fa una grande giocata con il destro, poi viene murato 2 volte con l'ultimo tocco che è dello stesso numero 10 Granata. Perdichizzi, Cirafici, brutto aggancio, Aromando riesce saggiamente a controllarla, Barbaro è sul sinistro, apre per da bene, scucchiaiata non sbagliata, però forse un po' troppo profonda. Perdichizzi, Cirafici con il petto, la controlla, adesso Lopez. Minuto 50 di gioco, intanto mancano 10 alla fine della partita. Lopez, Corona, Lopez, Cirafici, Corona può rientrare sul suo solito mancino. Cirafici, anche lui sinistro, Leto, mezza 2, appoggia, palla larga, Lopez, Cirafici, nel frattempo non si riscalda nessuno in panchina rosanero. Mister Gentile vuole dare continuità a questi 5 in campo al momento. Lopez allo spazio, potrebbe pensare a una conclusione Lopez, ma poi saggiamente torna su Leto che vuole il centro del campo. Lopez, largo Corona, vuole velocizzare la giocata Corona, vuole rientrare anche sul mancino, si appoggia Lopez, largo Cirafici, vuole la conclusione Lopez, la palla non esce nemmeno di tanto, lo Buera comunque lì. Tempo fuori Leto, dentro Scozzari. Andreini non rischia l'imbucata, va da Barbaro, poi si allarga lo stesso numero 2 che riceve il pallone. Andreini esce sulla pressione, Cirafici, palla centrale, la tocca Corona, poi da bene, va lontano dalla porta, adesso si avvicina un po'. Barbaro, Aromando, Andreini da bene per Andreini di nuovo, non ha funzionato, poi scivolata. Andreini che allontana anche il pallone, non in maniera chiaramente volontaria, ha preso quel pezzo di muro che poi ha fatto allontanare il pallone. Scozzari, Cirafici, accorcia Lopez la sua posizione, lo serve adesso. Corona, palla incollata sulla suola, Scozzari. Cirafici, Lopez, Scozzari, vuole passare, forse anche con un tunnel, poi da bene, braccio molto largo ma si continua. Barbaro può calciare, salta l'uomo, salta Perdichizzi, poi rientra e Lopez 2 volte, perfetto nella sua chiusura difensiva, ha salvato tutto Lopez, poi sbaglia anche il retropassaggio, sarà calcio d'angolo. Si chiedeva anche un ultimo tocco da parte di Aromando, non per il direttore di gara. Anzi, Barbaro vuole concludere, la tocca Corona, forse un intervento irregolare ma si continua. Barbaro, c'è il taglio di da bene, Andreini, Aromando, è stato anche bene lui in gara, da bene, destro sinistro, poi cerca l'imbucata, trova Barbaro, le finte con la punta calcia, prende per l'ennesima volta Lorenzo Lopez. Oggi si sentono le assenze di Sujan, Chinnici, Gennaro e mettiamo anche quella di Catania perché forse sono i primi 5 minuti di gara. Dai, donna, fai! Io pronto al cambio, tieniti quello,
Sarà rimessa laterale con Scozzari per Di Chizzi. Lopez, Scozzari, Lopez, sbaglia anche lui. Tanto pronto un cambio, dovrebbe lasciare il campo Federico Romando per Anfuso. Barbaro, Andreini vuole autolanciarsi, scambia col compagno. Anfuso, Barbaro è sul sinistro, da bene sovrapposizione, palla a rimorchio, poi Lopez mette l'ennesima pezza, ma questa è una palla intelligente. Poi Lopez fa tutto solo, vuole sfondare la muraglia granata, ci fa soltanto la rimessa laterale, però non è un male. Poi qualche incomprensione tra Lopez e Da bene. Lopez. Nel frattempo la Fiora dovrebbe fare il suo ingresso nuovamente. E Andreini chiude su Cirafici, molto sicuro che il numero 2. Anche per lui un buon ingresso, insomma. Oggi facciamo un po' fatica a trovare un giocatore del Club 83 che abbia giocato male, anzi, tutti molto positivi. Scozzari sbaglia la giocata centrale. Corona si è allargato. Palla su Andreini che scarica sul compagno. Palla di ritorno, la tocca Scozzari che si mette lì. Poi vuole anche una giocata molto leziosa, non ne gli riesce. Trova però l'ultimo tocco. Lopez, Andreini. Corona non va sul pallone. Anfuso, imbucata! E poi per Di Chizzi prende questa palla. Incredibile. Dopo la deviazione di Da bene. Poi fuori Corona, dentro la Fiora per gli ultimi minuti. Palla dentro! E poi chiude con il destro troppo Barbaro, ma adesso stanno flirtando con il gol. Sta rischiando tanto invece la squadra rosanera. Per Di Chizzi, per la Fiora. Apre per Cirafici, rientra sul sinistro. Lopez, la Fiora. Cirafici, Scozzari sul secondo palo. Palla non sbagliata. Scozzari per Cirafici, ma non si capiscono i due. Andreini finta con il tacco. Poi apre sui compagni. Apre però un po' troppo. Fuori Cirafici, dentro Billittari. Vuole chiudere la gara, mister Gentile. La Fiora. Lopez. Adesso il quintetto è Lopez, la Fiora, Scozzari per Di Chizzi e Billittari. La Fiora con la punta. Prende in pieno Andreini. Simulato per la causa. Sarà invece corner con Billittari che alza ancora il pallone per la Fiora che impatta male, però palla fuori. Lobue, Barbaro alza la testa, non vuole rischiare la giocata. Minuto 57 di gioco, mancano 3 minuti. Andreini, Mancino sbaglia però. Billitteri, la Fiora può allargare sul 4, non lo fa. La Fiora si dimentica del pallone, poi rimane giù, si tocca anche la faccia. Poi Scozzari con la suola. Rimasto giù la Fiora, si tocca il viso. Nel frattempo entra in campo anche il vice di mister Gentile, ovvero Carmelo Punzina. Nel frattempo fuori Scozzari, dentro Alessio. Dunque c'è in campo il quintetto che ha trovato anche il gol del 1-2 al momento. Tutto ok per la Fiora. Il gioco è stato interrotto. Palla che dovrebbe adesso essere restituita con Da bene che la ridà a Lopez. Gesto di sportività da parte del club. Billitteri, Lopez, la Fiora alza il pallone per Lopez che guarda i compagni, perde forse qualche tempo di gioco, un po' troppo. La Fiora, c'era un'occasione importante ma Lopez l'ha decisamente sprecata questa volta. Per Di Chizzi, imbucata
per Billitteri che va verso il centro del campo, allo spazio con la punta, se la allunga, riesce a vincere il rimpallo. Billitteri, la Fiura, adesso sta forse anche un po' giocando con il cronometro. Minuto 59, la Fiura, manca un minuto più recupero. Leto. Billitteri cerca il passaggio nuovamente sull'11, palla che non passa. Billitteri, Letto, no, deve avanzare di qualche metro. Leto, secondo palo, tocca Andrini, forse tocca anche Barbaro in realtà. Doppia deviazione, rimessa laterale. Lopez, la Fiura, adesso è lui il centrale. Leto vuole addomesticare e gestire il pallone, sicuramente non è quello che fa invece Leto. Nel tempo viene chiamato anche un time out, poi non è d'accordo la Fiura, è anche un po' arrabbiato con i compagni, forse per questo possesso palla decisamente sprecato. Manca veramente pochissimo alla fine della partita. Stiamo entrando adesso al 60° di gioco, ma ci sarà da recuperare chiaramente qualcosa più il time out. Gara molto corretta comunque. Tra queste due formazioni, pochi falli, o comunque quelli che sono stati realizzati non sono stati sicuramente cattivi, anzi tutt'altro, gara molto tranquilla da questo punto di vista. Nel frattempo mister Gentile con il suo immancabile cappellino a colloquio con i suoi ragazzi. Vediamo se ci sarà qualche cambio per Di Chizzi. Un gol subito con poche colpe però. Sarà un minuto da adesso, questo è il virgolettato da parte del direttore di gara. Dunque la gara finirà al minuto 61 e 40 secondi. Gioca con il quinto uomo, con Anfuso a farlo. Adesso si difende ma sbaglia qui Barbaro. Leto, Lopez, Leto con l'esterno, sbaglia tutto, da bene calcio per Di Chizzi, mette il piedone, poi Leto, tacco, Lopez allontana direttamente verso la porta, con Anfuso che la respinge, con quasi un passaggio da pallavolo. Marco, scivola però, scivola Marco. Muratore è entrato in campo al posto di Andreini, c'è in campo anche Bagnato nel frattempo, con Anfuso come quinto uomo. Mancano 30 secondi. Barbaro cerca l'imbucata, palla che riesce per Di Chizzi, chiude la strada. Barbaro, Muratore, mancano 10 secondi, palla dentro per Di Chizzi, calcio d'angolo, c'è ancora spazio per un'ultima occasione per il Club 83 che si sta spingendo in avanti. Barbaro, da bene calcio di testa, poi Bagnato non trova la porta ma era molto complicato, e con questa azione finisce anche la partita. 1-2 risultato, vince il Palermo Futsal Club che va a quota 12 in classifica in questa Coppa Trinacria. Finisce la competizione per il Club 83 che invece rimane all'ultimo posto con 0 punti, ma giocando comunque una grandissima partita contro la capolista, che nonostante le assenze è riuscita comunque a vincere e salire quindi al primo posto. 12 punti, 4 vittorie su 4 in questa Coppa. Noi intanto, come sempre, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto, vi ringrazio e alla prossima.